Nord-Est il salasso da record con aumenti di 460 euro all'anno, l'allarme della CGA di Mestre, prezzi dell'energia più bassi ma bollette alle stelle, l'autorità dell'energia intervenga sui fornitori. Rivedere i criteri del Fondo di solidarietà per i comuni o le amministrazioni virtuose come quelle venete rischiano il dissesto. L'appello del presidente ANCI Mario Conte al governo: si prospetta una voragine da 150 milioni di euro. Pilota austriaco di parapendio muore folgorato dopo aver toccato per errore i cavi dell'alta tensione, tragedia, Romano De Zerino. È un 44enne del Trevigiano responsabile della sparatoria che aveva terrorizzato Cittadella nell'ottobre scorso, portando al ferimento di 2 donne. Una faida tra famiglie Sinti nata per alcune multe non pagate. Perseguitava i vicini per il rumore in casa. La polizia scopre un arsenale con 7 fucili, 4 pistole e munizioni. 62enne di Padova ha denunciato, le armi sequestrate. Ruba le casse acustiche dietro all'altare della chiesa, ma un gruppo di suore lo scopre e lo insegue, consentendo alla polizia di bloccarlo. È successo a Verona. Oltre 100 artisti provenienti da 15 paesi del mondo, i volontari della Proloco e poi le associazioni del territorio scolaresche a Rosà, il Festival degli Aquiloni. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Iniziamo con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli in primo piano: il caro energia. A Nord-Est il salasso da record, l'allarme della CGA di Mestre, prezzi dell'energia più bassi ma bolletta alle stelle, è necessario l'intervento dell'autorità dell'energia sui fornitori. Luce e gas, bollette mai così alte, 460 euro, tanto è l'aumento che le famiglie del Nord-Est si sono viste recapitare in bolletta a fronte dei quasi 380 sul territorio nazionale, l'allarme della CGA di Mestre. Nonostante i prezzi di mercato dell'energia elettrica e del gas siano a livelli di inizio estate del 2021, e i governi Draghi e Meloni abbiano erogato nel frattempo a Nord-Est almeno 15 miliardi di euro di risorse per mitigare il caro energia per famiglie e imprese, nella nostra ripartizione geografica gli aumenti delle bollette di luce e gas sono stati più importanti d'Italia. Impennata che secondo la CGA di Mestre è da imputare all'aumento rilevante della quota fissa in bolletta e probabilmente anche all'andamento dell'inflazione maturata nel settore energetico, che nel Nord-Est è cresciuto in misura più significativa che altrove. Il Veneto in particolare, lo confermano i dati della CGA di Mestre, è ancora più caro rispetto alle altre parti d'Italia, e questo è un problema non solo sociale ma anche imprenditoriale. Produrre in Veneto oggi costa di più rispetto ad altre zone d'Italia, e questo comporta delle conseguenze gravi anche sul tessuto economico, sulla competitività della regione, oltre che naturalmente sui portafogli delle persone e delle famiglie. Prezzi dell'energia che, come ricorda la CGA, sono tornati ai livelli dell'estate 2021, ma le bollette segnano comunque un'impennata consistente. Ora, con i prezzi in calo, sarebbe il caso di abbassare anche le bollette, magari attraverso un deciso intervento dell'autorità per l'energia nei confronti dei fornitori. Aumenti che l'Associazione Italiana a Difesa dei Consumatori ha provato a spiegare anche analizzando il profilo dei consumatori del territorio del Nord-Est, maggiormente inclini a rimanere fedeli ai propri fornitori e quindi a non valutare eventuali offerte di altre compagnie energetiche. Comportamento che rende il mercato poco concorrenziale, motivo per cui Adiconsum invita le persone, alla luce della liberalizzazione del mercato, a fare attenzione alle possibili offerte. Dobbiamo essere in grado di saper approfittare delle offerte commerciali migliori, e da questo punto di vista il trova offerte dell'autorità è un ottimo strumento, un comparatore pubblico che ci può aiutare a risparmiare sull'energia elettrica e sul gas. L'appello del presidente ANCI Veneto Mario Conte ora: fondo di solidarietà comunale da rivedere, a rischio finanziario gran parte dei comuni virtuosi come quelli veneti. È proprio il sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto, a lanciare un nuovo allarme in merito alla questione che rischia di mettere in serie difficoltà le amministrazioni. Secondo i nostri calcoli, continua Conte, il sistema perequativo tra il 2025 e il 2030 entrerà in crisi, dato che vi sarà uno sbilancio negativo di 100-150 milioni per anno a livello nazionale. In 5 anni si aprirà una voragine di 650 milioni che andrà a pesare tutta sugli enti locali, già aggravati da costi energetici e rinnovi di contratti del personale. Il governo, è l'appello di Conte, deve intervenire rapidamente. Lo strumento del Fondo di solidarietà comunale è doveroso, ma urge attuare delle correzioni. Alla fine a rimetterci, come spesso accade, sono proprio i comuni virtuosi come quelli veneti. Neanche un municipio nella nostra regione infatti si è trovato in dissesto finanziario l'anno scorso, ma con queste premesse direi che la maggior parte, anche i più virtuosi tra i veneti, sono a rischio.
Queste dunque le parole di Mario Conte. La cronaca ora, perché questa mattina, nella tarda mattinata appunto, c'è stata una tragedia a Romano Dezzelino. Vediamo. In fase di atterraggio la vela resta impigliata tra i cavi dell'alta tensione che prendono fuoco. Una scarica potente avvolge il pilota, un 45enne austriaco che muore folgorato dopo aver appena toccato terra. La tragedia attorno alle 13 di sabato nella campagna di Romano Dezzelino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano e il SUEM 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del turista. Per rimuovere in sicurezza la salma, i tecnici dell'Enel hanno dovuto staccare la linea elettrica. È un 44enne del Trevigiano responsabile della sparatoria che aveva terrorizzato Cittadella nell'ottobre scorso. L'uomo è stato arrestato. 4 colpi di pistola esplosi poco dopo mezzogiorno in un tranquillo sabato di ottobre in questo quartiere di edilizia residenziale in Contrattosoni, a pochi chilometri dal centro di Cittadella, con 2 donne di 25 e 45 anni ferite in un vero e proprio regolamento di conti. Grande la paura del 7 ottobre scorso. Le indagini avviate subito dai carabinieri hanno permesso ai militari del nucleo investigativo di Padova, con i colleghi della compagnia di Cittadella, di arrestare un 44enne e risalire alle cause della sparatoria avvenuta tra 2 famiglie sinti, una di Cittadella, l'altra partita dal Trevigiano a bordo di un'auto con 5 persone, raggiunta durante la fuga da uno dei 4 colpi esplosi con una pistola calibro 9. Il proiettile, per la precisione, aveva forato il portellone posteriore del veicolo, conficcandosi nel cruscotto, e solo per un caso fortuito non aveva ferito nessuno. All'origine del gesto un'annosa vicenda di multe non pagate per un'auto che la famiglia di Cittadella aveva in uso. Le multe avevano raggiunto la ragguardevole somma di quasi 1.400 euro, causando il fermo amministrativo di un ciclomotore appartenente all'intestataria del veicolo. Da qui il raid in pieno giorno. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze acquisite hanno permesso ai carabinieri di risalire all'autore degli spari. Decisivo l'esito dell'esame STAB, che rileva residui di polvere da sparo. Il 44enne è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo. A Mestre adesso, perché si alza un altro appello che arriva da Via Piave dopo l'ennesimo atto vandalico compiuto nella notte. Un altro colpo in Via Piave è successo questa notte intorno alle 3. Ad essere preso di mira il negozio Punto Piave, un uomo è arrivato correndo lanciando una pietra contro la vetrina, poi è fuggito. Eccolo, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre arriva di corsa da Via Buccari, dove aveva appena distrutto il vetro di un'auto in sosta. Attraversa la strada in preda al delirio, scaglia con violenza la pietra contro la vetrina. Da quanto si vede sembra che l'obiettivo non fosse entrare per rubare, ma semplicemente distruggere. E ancora una volta chi subisce si ritrova a pagare i danni, oltre a una giornata di lavoro persa. No, ho dovuto chiudere perché poi se entrano utenti, diciamo che poi rischia di magari farsi male, quindi oggi ho dovuto chiudere l'attività, ecco. Quindi spero di ripristinare il prima possibile, oltre al costo da sostenere per la vetrina che per me è un peso, ecco. C'è stato comunque un danneggiamento generale dell'attività. Ma non è quello, diciamo che questo è uno dei tanti episodi che poi succede in questa zona, e so che succederà spesso perché nel locale a fianco passavano ogni mese, venivano a rubare prima che mettessero le sale alla saracinesca. Episodi all'ordine del giorno e la richiesta quotidiana ormai è sempre la stessa. Non ho capito il motivo per cui l'ha fatto, però qua c'è una continua sofferenza in Via Piave, perché io l'attività svolgo da 10 anni e lo spaccio qua davanti, l'autorità io ancora non ho capito cosa fanno, ma vedo che ogni tanto c'è la polizia, ma poi dopo sono come degli scarafaggi, escono, poi ritornano, ecco. Quindi qua serve più presenza delle autorità, ecco. Perseguitava ai vicini di casa per il rumore e a casa sua la polizia scopre un arsenale di armi. 62enne di Padova denunciato.
Aveva in casa 7 fucili, 4 pistole e 108 colpi di vario calibro. Il 62enne raggiunto da un ammonimento firmato dal questore di Padova Marco Odorisio per atti persecutori. A rivolgersi alla polizia era stata la vicina di appartamento che vive in casa con i genitori ultraottantenni. Agli agenti la donna, 57 anni, aveva raccontato come da tempo l'uomo la perseguitasse, contestandole di camminare con le scarpe con il tacco, di spostare i mobili, di fare rumorose telefonate notturne. Pretesti di litigio che sfociavano in aggressioni verbali, insulti e calunnie, nonostante lei cercasse di evitarlo, con il vicino che era arrivato a minacciare di morte anche la madre anziana. Raccolti gli elementi necessari, il questore ha disposto per l'uomo l'ammonimento. In via precauzionale, la polizia ha ritirato anche la vera e propria Santa Barbara che il 62enne aveva in casa, denunciandolo per detenzione di armi. Lunedì la nuova udienza sul caso Una Bomber riaperto un anno fa dalla Procura di Trieste. Prelievi del DNA su nuove persone, forse addirittura una quindicina. Sarà probabilmente questo il tema centrale della prossima udienza del caso Una Bomber, fissata per lunedì 18 marzo davanti al GIP del Tribunale di Trieste. Il caso fu riaperto proprio un anno fa dal procuratore capo del Foro Giuliano Antonio De Nicolo, disponendo un nuovo incidente probatorio sulle esplosioni del nord-est italiano avvenute fra il 1994 e il 2007. Un capitolo bis scaturito dalle indagini del giornalista Marco Maisano sui 10 reperti dell'epoca e dalle richieste di 2 delle vittime del bombarolo, Francesca Girardi e Greta Momesso. Oltre alle 11 persone già finite sul registro degli indagati e professatesi estranee ai fatti, ora, 12 mesi dopo, potrebbe essere necessario eseguire il prelievo del DNA su una quindicina di altri sospettati dell'epoca, persone che furono scartate dagli inquirenti dalla cerchia dei possibili indagati nel corso della prima indagine, di cui ora il colonnello Gianpietro Lago e l'antropologa forense Elena Pilli dell'Università di Firenze, nota per aver lavorato al caso di Yara Gambirasio, vorrebbero dei riscontri molecolari per eventuali comparazioni con i reperti. I periti dunque potrebbero essere incaricati di questo lunedì. Resta da capire se si tratti solo di una precauzione per evitare di lasciare intentata qualsiasi pista o se gli esperti abbiano già trovato degli elementi nuovi che valgono la pena di essere confrontati con il DNA di queste persone. La chiave rispetto a qualsiasi decisione è però la lotta contro il tempo, perché sono già caduti in prescrizione 24 dei 29 attentati e restano risarcibili solo 6 vittime dei reati, a patto che il procedimento si chiuda entro il 2026. Ha rubato una cassa acustica nella chiesa di San Nicolò dietro l'Arena di Verona ed è stato inseguito dalle suore per convincerlo a restituire il maltolto. Alla fine il ladro, un 52enne romeno, è stato bloccato dalle volanti della questura. L'uomo si era introdotto nella chiesa e dopo essere salito sull'altare aveva aperto un cancelletto portando via con sé una cassa acustica. Rincorso dalle suore, tutt'altro che impaurite, il malvivente le ha spintonate per guadagnarsi la fuga, ma è stato intercettato dai poliziotti nelle vicinanze della chiesa. Con questo ci fermiamo, pochi istanti di pubblicità, tra poco.